Vuole vederci chiaro sui conti del comune di Agrigento il commissario ad acta Girolamo Ganci, nominato dalla regione dopo la bocciatura in consiglio comunale del conto consuntivo 2010, prende ancora tempo e così ha chiesto ed ottenuto dagli uffici finanziari ulteriori documenti e incartamenti. Sotto la sua lente di ingrandimento sono finiti tutti i residui attivi e passivi, oggetto di contestazione in passato del consigliere dell'MPA Piero Marchetta ed anche dalla commissione bilancio presieduta da Andrea Cirino, che ha dato parere non favorevole al documento finanziario poi bocciato dall'Aula lo scorso 3 agosto con 8 no e 4 astenuti. C'è dunque attesa per le decisioni del commissario ad acta in proiezione anche del bilancio di previsione 2011 non ancora approdato a Sala Sollano. E intanto a scuotere Palazzo dei Giganti sono le opposizioni. I consiglieri comunali Nello Amel di Italia dei Valori e Salvatore Lauricella del PD denunciano quello che definiscono il clima da fine impero che regna in questi giorni al comune. O si trova la capacità e il coraggio di dare una concreta svolta, sostengono i due, assumendo scelte di governo coraggiose, oppure si trova la coerenza di chiudere anticipatamente, dando uno scossone a chi ritiene che le poltrone siano l'unica ragione del fare politica. A giudizio dei due, i cittadini non devono essere più costretti a sopportare un'amministrazione insignificante ed inefficiente e non possono essere rappresentati da un consiglio comunale che in larga parte non riesce a vivere con dignità e concretezza il proprio ruolo, ed elencano una serie di mancate risposte, dall'approvazione del conto consuntivo al ritardo del bilancio di previsione 2011, all'assenza di ruolo e di controllo sulla gestione degli atto idrico e rifiuti. Per questo motivo, concludono Amel e Lauricella, occorre dare una scossa di dignità ed orgoglio per dare un segnale di credibilità della politica. Chi corrisponde a questo identikit? Ce ne sono diversi che possono corrispondere.